1° maggio è la festa dei lavoratori, la festa del lavoro. La prima parte del nostro settimanale la vogliamo dedicare proprio al mondo del lavoro e lo facciamo con un interlocutore di peso, il presidente dell'Assindustria udinese, Adriano Lucci. La domanda che si fanno i lavoratori proprio in questa giornata è: cosa abbiamo ancora da festeggiare in un momento così difficile? È cambiato qualcosa rispetto ad esempio al 1° maggio del 2009? Buongiorno, l'anno scorso, 2009, 1° maggio, dicevamo che questo probabilmente è un 1° maggio particolare. Oggi, 1° maggio 2010, probabilmente capiamo quanto più particolare è questo, in quanto forse oggi non è che festeggiamo il lavoro, ma mettiamo al centro dell'attenzione il lavoro. E oggi solo chi si trova nella difficoltà del trovare un lavoro si rende particolarmente conto di che cosa significa poterne disporre. Ecco, io credo che oggi noi proprio dobbiamo porre questa attenzione, cioè che cos'è effettivamente il lavoro, che cosa rappresenta per l'uomo. Lei appartiene al partito che sostiene che la crisi è alle spalle o realisticamente vede ancora molte difficoltà per il superamento di questo difficile momento? No, io dico che il mondo è cambiato, dobbiamo rendercene conto e, rimboccandoci le maniche, trovare delle soluzioni ai problemi che mano a mano si presentano. Sicuramente le cose miglioreranno, ma molto lentamente, perché anche mentre questa crisi ha coinvolto e avvolto tutti, altri paesi si sono organizzati anche per produrre. E quindi c'è stata una riorganizzazione del mondo del lavoro e del mondo della produzione. E quindi oggi ci ripresentiamo su un mercato con dei nuovi competitori. Cosa non è stato fatto nel nostro Paese? La si è forse sentita con un po' di ritardo? Non si è dato il peso sufficiente a questa crisi quando si manifestava 1 anno e più fa? Ma forse nessuno avrebbe mai immaginato una cosa di questa portata. Diciamo che quello che è stata la finanza tossica, che in qualche modo ha incentivato dei consumi, ha incentivato delle produzioni e ha drogato il mercato sia nei prezzi che nelle quantità, oggi è come una bolla di sapone scoppiata, è precipitata. Quindi si rimette tutto in discussione e dobbiamo ripartire. Restringiamo il campo, parliamo della situazione nel Friuli Venezia Giulia. È una crisi generalizzata questa o ha toccato in modo particolare determinati settori mentre altri stanno uscendo con le ossa intere? Ma quando anni fa dicevamo che il mondo si stava globalizzando e oggi è globalizzato, forse non avevamo la percezione di quello che effettivamente significa globalizzazione. Ormai siamo tutti sul mercato, siamo tutti sul mondo, siamo tutti sul globo. E di conseguenza quello che avviene in un paese rispetto ad altri si può in qualche modo, può coinvolgere in maniera molto veloce rispetto al passato. E anche i cicli economici sono molto più rapidi, perché anni e anni fa i periodi di vacche grasse duravano tot anni e quelli di vacche magre altrettanto. Oggi invece abbiamo una situazione molto altalenante. Da tempo stiamo chiedendo una ricetta per uscire da questa crisi e adesso continuiamo a sentir parlare, c'è una parola che sembra magica adesso: innovare, innovazione. Le aziende devono puntare su questo. Guardi, noi italiani, l'Italia è un paese di trasformatori, non abbiamo materie prime, non abbiamo altro. Noi siamo capaci di trasformare e costruire dal nulla o dalle materie prime dei prodotti seri. Quindi noi siamo condannati, e questo lo dico in maniera positiva però, siamo condannati a creare sui nostri prodotti un valore aggiunto che ci consenta di allargare i nostri mercati, le nostre potenzialità e soprattutto di assorbire dei costi che noi in Italia abbiamo. Perché oltre a tutti quelli che noi conosciamo, dal costo della manodopera, dal costo della struttura, da tutta una serie di cose che in qualche modo rendono il nostro prodotto costoso, abbiamo anche un sistema paese che non è più sostenibile, che costa troppo e di conseguenza noi questo costo fisso dobbiamo applicarlo sul nostro prodotto e poi dobbiamo andare a venderlo in giro per il mondo. Sarebbe questa la riforma più urgente da fare? Ma io credo proprio che sia questa una strada obbligatoria. Perché noi non possiamo immaginare che ci sia una riduzione delle tasse se abbiamo un aumento dei costi.
Se lo Stato aumenta i costi, come può diminuire le tasse? Quindi è solo utopia, è solo una pia illusione. Noi dobbiamo fare in modo che lo Stato costi meno, che ci siano meno sprechi soprattutto, perché gli sprechi, oltre ad aggiungersi ai nostri costi, ci mettono nella condizione di creare anche delle economie passive e parassite. Torniamo alla parola innovazione nel senso più stretto del termine. Si sta innovando a sufficienza in questa regione? Guardi, io visito normalmente molte aziende da quando sono presidente degli industriali, lo facevo anche prima, adesso ancora di più. E devo dire che ho incontrato imprese e imprenditori fantastici, dove si fa di tutto per migliorare, dove si fa di tutto per migliorare l'organizzazione, dove si fa di tutto per migliorare i prodotti e anche le tecniche di vendita sul mercato. Quindi l'innovazione deve essere un fenomeno culturale, cioè deve entrarti nella testa. La cultura dell'innovazione, del fare sempre meglio il tuo lavoro, perché altrimenti fine a se stessa potrebbe rappresentare anche nulla. Giochiamo per un attimo in casa, il gruppo Luci sta innovando, sta preparando qualcosa di particolare che verrà presentato tra qualche settimana all'Esposizione Mondiale di Shanghai. Sì, noi siamo onorati di essere fornitori ufficiali dell'Expo di Shanghai 2010 e proprio in Casa Italia gestiremo la qualità dell'aria. Abbiamo messo a punto per l'occasione un sistema molto particolare che renderà la qualità dell'aria molto più respirabile e molto più salubre. Ecco, questo è per noi un elemento di orgoglio, perché è frutto di una ricerca continua che è avvenuta in azienda e anche di uomini che si sono dedicati anima e corpo per trovare delle soluzioni a dei problemi che abbiamo individuato sul nostro mercato. Può essere una via per superare più in fretta questo momento difficile, la riuscita di questo prodotto? Sì, io credo di sì, credo che sarà un bel esempio, una bella cosa e ci aspettiamo molto da questa iniziativa. Senta Presidente, c'è qualcosa di particolare che il piccolo, il medio, anche il grande imprenditore industriale chiede a voi come organismo che li rappresenta per superare questo momento di difficoltà? La richiesta di aiuto che più frequentemente ricevete qual è? Di farci lavorare. Ecco, la complessità del sistema paese oggi sta ingabbiando le imprese e non consente di avere quella velocità che è indispensabile in un mercato aggressivo e violento come quello che stiamo vivendo. A questo proposito troverebbe anche una giustificazione un fenomeno che si sta palesando in queste ultime settimane, la fuga all'estero di parecchie aziende. Ma del resto, sai, è questione anche di sopravvivenza. Se ha oneri troppo elevati, ha maglie, diciamo, ragnatele della pubblica amministrazione che non hanno una velocità ragionevole e a tutta una serie di costi che ci vanno ad aggiungere, non riusciamo a dare una risposta, è evidente che di fronte a un mondo globalizzato essere a distanza di 200, 500, 800 km non cambia assolutamente nulla, perché come dicevamo prima il mondo oggi è proprio in rete. Lei non è né ottimista né pessimista. Chiudiamo con un messaggio che sta a metà tra queste due sensazioni. Come vede l'immediato futuro? Guardi, mi domando molto spesso come rispondere, soprattutto in questi tempi, a questa domanda. Allora io credo che noi dobbiamo partire dai giovani, dobbiamo partire dalla prospettiva, dal fatto che i nostri giovani devono in qualche modo essere più coinvolti nel mondo del lavoro, essere più coinvolti in quello che è l'attività, diciamo, a ampio raggio di un'impresa, perché un'impresa sul territorio è un bene della società e come tale deve essere vissuto. Però noi vediamo che c'è una difficoltà da parte dei giovani ad avvicinarsi all'impresa. Tutti verrebbero magari per avere il camice bianco o fare responsabili del marketing piuttosto di quello che gli piace, ma sono molti i lavori in azienda che oggi si possono e si debbono fare, che sono cambiati, sono cambiate le aziende, quindi io credo che su questo dobbiamo fare un grande lavoro.